Questo servizio è offerto da FDL Studio, servizi web e grafica per la vostra azienda. Siamo con Carlo a Battaglia Terme questa serata, il cantante dei Jam Boy. E intanto ti sei divertito questa sera? Abbastanza, molto. La gente ballava, parlava, cantava con le vostre canzoni, voi avete recitato, cantato, ballato, fatto versi, vi siete divertiti insomma? Sì, ci siamo lasciati andare perché comunque era una serata abbastanza scherzata, non so come dire, a un certo punto dici vabbè dai, non si capisce bene, facciamo quel che ci pare, poi era un palco gigante, veramente dove ci hanno suonato i Simple Mind, allora noi abbiamo detto cavolo, se ci hanno suonato i Simple Mind non possiamo essere da meno e abbiamo cercato di fare meglio dei Simple Mind, non so cosa sia venuto però. La domanda classica che si fa sempre ai Jam Boy è naturalmente come sono nati i Jam Boy e soprattutto da cosa deriva il nome Jam Boy. A questa domanda però ve la andate a cercare voi nel sito, in internet, ve la guardate, ve la cercate, esistono varie soluzioni, varie possibilità e questa domanda ve la trovate voi la risposta. Bravo, perfetto. Ascolta Carlo, voi siete stati uno dei primi gruppi che è riuscito a diventare famoso utilizzando internet, farsi conoscere con i primi MP3, con la diffusione delle canzoni, senza tante etichette discografiche. È un'idea che è nata da voi o è una cosa che è venuta fuori per caso? Puro culo. Per uno, vabbè, perché se volevi sentire un nostro pezzo c'era solo internet, non come gli altri che hanno fatto subito il CD, c'era chi, insomma, i primi masterizzatori, si riusciva a pure andare in qualche fabbrichetta, riuscire a fare stampare 100-200 copie e poi venderle. Noi zero, facevamo al limite le cassettine che si sentivano malissimo, qualcuno ha avuto la brillante idea di riversarle e mettere in MP3, che era questo nuovo formato che stava uscendo, era il principio, e noi senza accorgersene giravamo, andavamo in un altro posto non eravamo mai stati, la gente sapeva le canzoni a memoria solo per questa cosa che si stava diffondendo, quindi è stato proprio il momento giusto nel posto giusto. I vostri testi come nascono? La fonte di ispirazione, direi, quanti gradi fa? No, assolutamente, cioè, dici gradi alcolici? No, non bevo, sono astemio, ho visto anche un po' di gente a casa che si è ribaltata, è vero, sono astemio, non mi drogo, non picchio i bambini, l'ispirazione arriva dalla strada, basta essere degli attenti osservatori, ascoltare un racconto, memorizzarlo, leggere una notizia, arriva dappertutto, anche se sei al bagno, sotto la doccia, i pezzi vengono fuori così. Anche in bagno. Ogni tanto ai vostri concerti avete una collaborazione con Cristina D'Avena. Mi spieghi come avete fatto a convincere sta povera ragazza a seguirvi? Ha ceduto perché la tempernavamo parecchio, ha fatto una prova con molta diffidenza e quando ha visto che eravamo tranquilli, anzi eravamo piuttosto a sua disposizione, si è lasciata andare, ha capito che poi ne traeva beneficio anche lei perché soprattutto si è rivalutata un po' perché c'è la band, un po' perché comunque la spalleggiamo abbastanza, lo spettacolo adesso da come era partito è molto molto divertente. È una persona intelligente, quindi ha capito che ci poteva stare. La mamma è sempre orgogliosa dei propri figli e proprie cose. Quando ti ha visto per la prima volta, che reazione può aver avuto la mamma a vedervi fare queste cose sul palco? No, allora, all'inizio c'è il discorso del genitore che quindi vuole il figlio col lavoro sicuro ed è stato un dramma quando mi sono licenziato da una ditta di Bologna e quindi è stato veramente una batosta, voleva cacciarmi fuori di casa e adesso tutte le sue amiche, ma quello lì è mio figlio, hai visto che roba, quindi me la sono dovuto guadagnare, però sì vabbè, è andata bene però. Rapporti con i colleghi, con le case discografiche, qualcuno vi ha fatto qualcosa? No, nulla, magari qualcuno ci guarda un po' storto, oppure però non ci considerano proprio. Non siamo visti come una band che fa musica o cioè comunque come colleghi. Siamo degli outsider, come la stessa cosa per i comici, non siamo né cabaret né siamo musica, siamo lì in un limbo dove nessuno ci considera colleghi, quindi anche quando siamo arrivati a Colorado
e tutti ma voi non siete comici, di chi siete? E poi vanno a vedere su internet, ma avete fatto anche delle cose divertenti, cioè proprio zero, sconosciuti per il mondo del cabaret. E per la musica magari sì, ho sentito, sono quelli che fanno le canzoni dei cartoni animati con qualche parolaccia, ecco tutto quello che sanno. Come andavi a scuola? Malissimo, ero un somaro, non studiavo, facevo fughino per andare a lavorare. Fughino sarebbe bigiare, marinare la scuola. Tutto modo che hai di esprimerti, di essere artista, secondo te chi ti ama e chi ti odia? Beh, chi mi viene a vedere mi ama, chi mi odia, gli invidiosi probabilmente, perché comunque uno che ha studiato tanto, canto, oppure che è da una vita che ci prova, vede questo deficiente qua che io sono totalmente autodidatta in tutto quello che faccio, e diceva guarda te sto coglione è lì, e tutta la gente che magari lo applaude quando io mi sono fatto il culo e non riesco ad arrivare da nessuna parte. Quindi non lo so, magari mi odiano, magari Cremonini mi odia perché comunque prendo sempre le sue canzoni, le rifaccio e lui vorrebbe che lo lasciassi in pace, non ho idea, non lo so chi mi odia. La tua parolaccia preferita? È talmente parolaccia che non si può dire. Voi avete fatto 5 dischi ufficiali, vero? Bravo, vedo che sei attento e hai studiato. Statisticamente qual è il rapporto fra dischi ufficiali che riuscite a vendere e canzoni che vi vengono scaricate dalla rete? 100-1, non lo so, per ogni CD venduto 1000 MP3 scaricati in un'ora, non so. E nella tua prossima vita vorrai essere velino o calciatore? Velina, maschio lo sono già stato, voglio magari una vita precedente ero già donna, non so, però voglio vedere cosa si prova a essere donna, e poi soprattutto se nasci bella, è fatta. Da dove è nata l'idea di fare queste parodie sulle canzoni dei cartoni animati? Vabbè, i cartoni animati, io sono nato negli anni '80, quindi c'è stato una fonte continua di sigle che mi veniva inietata nella testa, e quindi il primo contatto con la musica era quella roba lì, e quindi te lo porti dentro, no? Un po' come c'è gente che viene a vedere ancora Cristina D'Avena e proprio così l'adora per quelle sigle che ha cantato anni fa. Io ero già più grandicello con lei, quindi non mi ha preso, io sono più legato ai Cavalieri del Re, Super Robots, robottoni a go-go, e quindi è venuta di conseguenza. La parodia era la cosa che mi riusciva meglio, anche perché le cose serie non sarei credibile. Se non avessi fatto il musicista, l'artista, cosa avresti fatto? Allora, io volevo fare il fumettista, poi ho lasciato stare perché comunque anche lì bisogna avere conoscenze, bisogna essere bravissimi. Forse il cinema mi sarebbe piaciuto, però sono tutti sogni, cioè, quindi è impossibile dire. Probabilmente continuavo a fare l'operaio, ero un numero nella società e con i miei sogni, come ci sono tanti che magari continuavo a inseguire. La tua esperienza con la Radio Caffè com'è stata e com'è nata? L'esperienza è stata positivissima, e tant'è che poi quest'anno ci hanno riconfermato. Bello perché noi non eravamo mai arrivati a una prima serata Italia 1 Fininvest, cioè proprio per noi è stato un sogno, quindi entrare in un mondo dove qualunque cosa, anche la telecamera, oh guarda la telecamera, tutto ci ha affascinato. È nato perché abbiamo frequentato un laboratorio di Buzz, siamo diventati amici di Buzz appunto tramite questo laboratorio. Una sera sono venuti gli autori di Colorado a vederci e hanno visto che eravamo in questa formazione duo con cose più leggere, cose così, ci hanno detto venite, siamo andati e ci hanno preso. Goldrake, il tuo rapporto con Goldrake, questo eroe del nostro periodo? Si ritorna al discorso, appunto, è stato il mio primo robottone, erano delle litigate la sera quando c'era mia sorella, che c'era Happy Days in contemporanea su un canale, dall'altra parte Goldrake, e dovevamo fare una sera per uno, tutte le sere erano insulti quando dovevo guardare Happy Days, che mi faceva cagare. Ma lo ami o lo odi? Happy Days? Goldrake. Lo amo, lo adoro, ho sognato per tutta la vita di essere Actarus. Quindi non è vero che Goldrake non sei nessuno come canti nella sigla? No, era chiaramente un omaggio a quello che ho fatto. No, adesso ti spiego perché c'è una persona che stava ascoltando questa intervista, tu non lo sai. Chi è? No, non è Actarus. Sai, era un po' incazzato con te perché voleva sapere chi era, voleva sapere perché gli hai detto che non era nessuno.
Goldrake era omaggio, insomma, sai, quando io parlo di te è solamente perché ti amo. Grazie. Allora, saluto la mia televisione preferita, la sua memoria, pianuranews.tv, la mia web tv preferita, una parte di scherzi. In gamba, ragazzi. Spero di vederla anch'io questa intervista. Mi mandate il link, mi raccomando. Ciao. Anche da